domani poi c'è anche un'altra manifestazione che prende il via. E qui, diciamo, la corsa di alcuni ciclisti li porterà a Milano. Ma di cosa si tratta? Con noi abbiamo Milena Favalessa che ci spiega di cosa si tratta, in particolare Vola Via Duchenne. Sì, buonasera. Niente, fondamentalmente Vola Via Duchenne rappresenta la giornata mondiale della Duchenne, che è il 7 settembre, la seconda giornata mondiale. È una giornata importantissima per il mondo Duchenne, che è la peggiore tra le distrofie muscolari, colpisce i bambini in età prescolare ed è molto invalidante. Per cui noi lottiamo da tempo contro questa malattia. Io sono anche mamma di un bambino, ormai un ragazzo di 12 anni affetto da questa patologia. E faccio parte dell'associazione Parent Project Onlus, di cui sono anche delegato territoriale per il Friuli Venezia Giulia. Vola Via Duchenne si simboleggia con il lancio di palloncini che verrà effettuato in tutto il mondo in sostanza proprio il 7 settembre, e noi abbiamo deciso quest'anno di raggiungere Milano e far volare questi palloncini simbolici insieme alle famiglie milanesi. Quindi abbiamo deciso per la prima volta di uscire dal territorio, uscire dalla regione, passeremo per il Veneto e toccheremo la Lombardia, appunto. Lei in macchina, immagino. Ah beh, ovvio. Però ci sono dei passi, sì, sicuramente. come Raffaele Padrone, laureatosi per aver raggiunto, no, la vetta più alta e ambita in Friuli in sella alla sua bicicletta, Sì. Partenza alle 8:30, da Pordenone, location quello della Pordenone Pedala. Certo. Quanti saranno poi questi? Ma una quindicina circa i biker che partiranno. Partenza 8:30, io ho previsto 10:30 a Treviso, sì. Qui un banchetto e quant'altro, con materiale informativo, dunque ripartenza per arrivare a Marostica 13:30, Sì. poi dopo essersi rifocillati, Verona 16:17, Piazza delle Erbe. Poi la giornata domani si chiude con una pizza nell'ex convento San Matteo, pernottamento presso i Salesiani. Il 7 settembre l'arrivo a Milano con tappa breve a Brescia. Sì. Non è mica una cosa tanto da ridere. No, infatti, però appunto neanche la Duchenne non è una cosa da ridere. Su questo non ci piove. Per cui abbiamo deciso appunto di farci vedere in questo modo, perché più facciamo, più abbiamo visibilità. Ecco, senta Milena, mi torna una curiosità, ma si sta studiando questa malattia, si sta cercando di trovare una soluzione, o il futuro di suo figlio, mi scusi, è già segnato? Dio. Mi scusi, sono brutale, ma... No, assolutamente, è una domanda lecita. Assolutamente sì, la ricerca sta facendo molto e proprio ultimamente sta facendo passi da gigante, tant'è che ci sono dei farmaci già in corso, in uso, da bambini che ancora sono deambulanti. Il mio purtroppo è già grandino e quindi è in sedia a rotelle e pertanto non può rientrare nella fascia che prende questi farmaci. Ma abbiamo potuto vedere, si sta constatando attraverso i medici, attraverso gli studi, che chi assume questo farmaco ha un rallentamento della malattia, sì. e quindi non è quella che si chiama la cura proprio, però è un rallentare la progressione. E per noi è un successo, un grandissimo rallentare successo. magari per arrivare alla soluzione finale. Certo, anche, no? Sì, beh, quello è l'obiettivo a cui miriamo, insomma. La giornata mondiale della Duchenne, il 7 settembre, ha avuto il beneficio appunto dell'alto patrocinio del Parlamento europeo, nonché anche del patrocinio dell'Expo e del patrocinio di Treviso, del comune di Treviso, che ci ha accolto. Spero che più che il patrocinio arrivino i danè per lo però studio. insomma è già un passetto. No, questo è già un passo in avanti. Sì. Grazie a Milena Favalessa, e mi raccomando al mio amico Raffaele Padrone di fare da apripista, insomma, no? Se si è laureato
salendo, no, sul monte più alto e più bello, tra l'altro protagonista del Giro d'Italia, deve essere quantomeno prima in piazza a Milano, e lo faremo seguire da qualcuno. Bene.